Chi viene a vedere questa mostra vedrà 3 tappe che sono state fondamentali nella vita artistica di De Pero e sono altrettante città, quindi Capri, dove appunto l'artista va nel 1917, Parigi nel 1925 e infine New York nel 1929. Ognuna di queste tappe poi ha fatto sì che fosse uno snodo per cui l'artista cambia la sua espressività, il suo modo di essere. Inoltre anche il titolo, che appunto è automatico acrobatico, fa riferimento proprio a delle caratteristiche specifiche di De Pero. Una è appunto quella dell'automazione, di questa grande passione che sviluppa l'artista proprio dal punto di vista proprio delle cose automatiche, come delle macchine, quindi si ritorna proprio a quello che è il pensiero futurista. L'altra invece aggettivo qualificativo, che è appunto acrobatico, è in riferimento proprio ai suoi diversi ruoli, che appunto sono quello oltre che naturalmente pittore e scultore, ma anche un performer, è uno scenografo, è un costumista, è uno scrittore, è un poeta, e quindi si barcamena e appunto come un acrobata tra un ruolo e l'altro, e ognuno può essere insomma di grande prestigio per lui. Su De Pero ho realizzato negli anni passati un radiodramma per la radio svizzera italiana che raccontava l'avventura newyorkese di De Pero dal 1928 al 1930, un'avventura piena di alti e bassi, ma sempre segnata dall'ottimismo di De Pero, che anche davanti alle più grandi difficoltà si inventava un nuovo modo per fare arte e per comunicarla. E quindi abbiamo conosciuto molto bene la storia di De Pero a New York e abbiamo voluto non solo raccontarla con il suono, appunto con il radiodramma, ma abbiamo fatto dei video e poi ci è venuto in mente l'idea di fare appunto questo plastico, quindi di rendere in 3 dimensioni quello che De Pero aveva disegnato e visto in 2 dimensioni. Sono qua come presidente del primo museo di arte moderna e contemporanea d'Italia, che è il MART di Roma. Abbiamo fatto una selezione curata dalla direttrice della Casa De Pero, che è Nicoletta Boschiero, ed è arrivata qua. Mi pare che l'allestimento e le ricostruzioni, gli originali che sono tanti e anche quelli come quelli che sono alle sue spalle, che sono edizioni moderne su disegni di De Pero, indicano un'attualità di De Pero più di ogni altro futurista. In fondo i futuristi sono legati al loro tempo e a un certo punto è come se uscissero dal nostro orizzonte, mentre De Pero ha inventato delle forme che sono ancora oggi ripetute nel mobilio, negli abiti, negli oggetti, quindi ha messo insieme futurismo e design, e quello che noi vediamo è un new De Pero, quindi un De Pero e un De Pero rinnovato. 90 opere che raccontano la produzione artistica di De Pero fino al 1937 nelle sue diverse fasi, quella newyorkese e quella di Capri. Un allestimento molto bello, secondo me, che ben sta nel Palazzo della Ragione, ma che è in grado davvero di rappresentare anche quella che è l'idea proprio di spazialità della mostra, ed una mostra che conferma il lavoro che stiamo facendo in questi anni per far sì che il Palazzo della Ragione diventi sempre il palazzo dell'arte moderna e contemporanea. Insomma, è un bel evento che si apre con il Festival Letteratura, e quindi questa sarà davvero una settimana importantissima. La mostra va avanti fino a febbraio, fino al 26 febbraio, è una mostra di cui siamo molto contenti.